Io e la Signana abbiamo avuto un gran maestro di canto, che oggi, per quanti ne abbia sentiti, nessuno sa insegnare la respirazione. Come si può cantare? Come si può avere una scuola senza saper respirare? Ed ecco perché questi studiano, ma cantano un anno, 2, 3 e poi finiscono. Io ho cantato 10 anni tutto il lirico alla Scala. Lohengrin, Mefistofele, Fausto, maestri cantori, Otelle. La voce si forma anno per anno, più leggero si canta, più la voce si forma. Io quando ho studiato col mio maestro di canto, la prima opera che mi ha fatto cantare, ed io ero un lirico spinto quando ho finito di studiare, mi ha fatto studiare la sonnambula. Sono andata alla Scala a fare l'audizione col Trovatore, Tosca e Cavalleria. C'era Toscanini, Del Campo e Panizza. Loro mi hanno sentito e dice: ma signorina, lei vuole cantare questo repertorio? No, dico, io vengo qua per avere un consiglio. Come devo cominciare la mia carriera? E allora loro mi hanno detto: lei ritorni a Napoli, si prepari per un repertorio lirico e incominci la sua carriera. Difatti io sono andata a Napoli, ho fatto marcia indietro, ho studiato Bohème, Mefistofele, Lohengrin, tutto questo roba, e poi mi è capitato l'Elettra come debutto. Sono andata alla Scala dopo 80 giorni per debuttare alla Scala con Lo straniero di Pizzetti. Sono stata scritturata per un'opera e ne ho cantati 5, perché feci La notte di Zoraida, Vascello fantasma e Le maschere di Mascara. Questo fu. E da lì poi cominciò. Io non so per quanti anni ho fatto Lohengrin alla Scala. Lohengrin, Fausto, Mefistofele, Otello. Lohengrin, Fausto, Mefistofele, Otello. Sempre. La più bella emozione è stata quando io ho cantato con Toscanini, perché io quando sono entrata alla Scala e cantavo, tutti mi dicevano: hai cantato con Toscanini, hai cantato con Toscanini, e io rispondevo no. Mi sembrava che alla mia carriera mancasse qualche cosa. Sì, che quando ho avuto questa grande soddisfazione di cantare con Toscanini, per me è stata una grande gioia. Il non ho mai fatto un'opera, guardi, Serafino non mi ha voluto mai far cantare né Butterfly né Ernani. Dici, col tuo temperamento Butterfly ti rovini, e l'Ernani perché devi cantare Ernani? E la prima volta mi ricordo che Serafino mi ha chiamato per dire: tu devi studiare Traviata. Ma lei scherza, io Traviata? Tu devi studiare Traviata. Però come ho cantato Traviata io, non come le cantano oggi le giovani di oggi. Io ho studiato Traviata 6 mesi col maestro Armani, 3 mesi pagata alla Scala, e facevo tutti i giorni Traviata vestita con i costumi, e poi ho debuttato alla Scala con Marinuzzi nella Traviata.